Giornata 4 per l'Eccellenza Liguria. Il Ferrando torna a giocare alla Genova Calcio dopo 2 giornate lontano da Cornigliano. Ospiti oggi sono gli Orange di Santa Margherita. Pressing ospite, prima al 22esimo con Mortola che sfrutta la punizione battuta lunga incornando sul secondo palo, facile per Dondero. E poi 2 minuti dopo con il tiro da fuori di Gaglio che impegna il portiere, che stavolta non riesce a bloccare. Azione ancora ospite con il bell'inserimento di Celeri pescato in aria che non riesce ad arrivare al tiro grazie all'uscita tempestiva di Dondero. Prima azione degna di nota dei genovesi a 2 minuti dalla fine, primo tempo con Dotto che prova il tiro da fuori di poco alto. Inizia il secondo tempo con un'occasione dubbia nell'area di rigore dei Levantini, l'arbitro lascia correre. Partita sbloccata al 57esimo con De Martini che si libera bene sulla fascia e riesce nel cross per traverso che si trova da solo a porta vuota. Gol semplicissimo per lui e gol per i biancorossi dopo una frazione di sofferenza. Occasione per l'1-1 su calcio piazzato, cross prolungato di testa che diventa pericoloso con Meirotti, arancioni vicinissimi al pareggio. Genova Calcio che raddoppia a 4 minuti dalla fine. Nelli è favorito nel rimpallo dentro l'area avversaria ritrovandosi davanti al portiere per il 2-0, gol che può chiudere il discorso partita. Genova Calcio che ha sofferto soprattutto nel primo tempo ma che è riuscita a uscire nella seconda frazione con 2 gol.